love. It's funny because he actually came in the room very quietly. I almost didn't notice him, and he tried to work with me, but he mostly just watched. He gave me a lot of freedom, and from that moment I felt, honestly, I did feel the connection. I knew he didn't have to tell me he was going to work with me. La cosa bella di lavorare con Terrence Malick è anche appunto questa generosa libertà o apparente libertà che ci viene data, perché a volte è tale. E è un regista molto attento, a volte viene descritto come maniacale. Io dico che è sicuramente un uomo molto profondo, che scava nell'anima, un uomo e un regista curioso, molto leggero anche quando va in profondità. E sì, sicuramente i suoi film sono dei film fatti di immagini meravigliose e appunto sia il corpo che la parola hanno un'importanza che si equivalente. Sono un po' in imbarazzo nel dover parlare del film, perché credo che questa sera sarò la spettatrice più curiosa di questo film, non avendo visto nulla. E per questo motivo faccio difficoltà, quindi posso raccontare la mia esperienza con Terrence Malick, ma non quello che riguarda il film, appunto, non l'avendo visto.